Festa delle Donne, l'Istituto Politi ha ritenuto di dedicare una giornata proprio per discutere e dibattere di queste tematiche del giorno. Ne parliamo con la professoressa Rita Capodicasa. Grazie del vostro intervento. Noi oggi non parliamo in negativo della donna, parliamo in positivo di tutte quelle donne che nella storia della letteratura e della musica soprattutto hanno avuto il loro posto, il loro riguardo, ma non sono state giustamente molto ricordate. Quindi sicuramente le grandi figure come Gaspara Stampa nel Cinquecento, le poetesse e le scrittrici Grazia Deledda nell'Ottocento, Alda Merini nel Novecento, e arrivare a Maria Messina, che è una scrittrice che nessuno conosce, però pochi conoscono, è stata spolverata da Leonardo Sciascia. I ragazzi sono i protagonisti di questa giornata, hanno seguito un progetto sia curricolare che extracurricolare e soprattutto recitano, cantano ma anche suonano i brani delle compositrici. Addirittura un ragazzo suonerà un brano di Maria Gioacchino Cusenza, che è una compositrice palermitana di cui è uscito da poco un CD. Il ragazzo quindi, invece di suonare i soliti brani Chopin, lo suoniamo pure, perché Chopin aveva una liaison con una scrittrice famosa, George Sand. Suoniamo anche questa compositrice, oltre Clara Schumann e Fanny Mendelssohn. Concluderemo con Rosa Balistreri, come scrittrice siciliana, alicatese ma siciliana, che si fa voce dei problemi della nostra terra, quindi sicuramente ha parlato anche di mafia, legalità. I ragazzi faranno una bella performance che porteremo anche domani allo Spazio Temenos, all'interno del progetto Identità Siciliana. Ecco, c'è anche Daniele Lardi, questa tua presenza qui? Io sono un ospite oggi e ho accolto l'invito della professoressa con molto piacere, perché ho dedicato 2 belle poesie alla donna, Lacrime di solitudine e I colori della malinconia, dove appunto si parla della donna che viene appunto lasciata da sola molto spesso anche tra le mura domestiche, quindi nella sua normalità di vita viene lasciata da sola ad affrontare per esempio la malattia, oppure quando partorisce un bambino viene subito lasciata da sola, oppure le donne che invece subiscono effettivamente delle violenze che poi però hanno quel percorso di rinascita. Ecco un messaggio bellissimo, perché i ragazzi lo hanno recepito in maniera eccellente, perché sono loro il nostro futuro e la nostra speranza per il futuro.